Dottoressa, come prevenire le dipendenze e come poi successivamente poterle fronteggiare? È importante prendere in carico queste persone sin dalle prime fasi di sviluppo, perché il problema delle dipendenze non nasce con il contatto con la sostanza, nasce da fattori di rischio, che sono fattori di rischio neurobiologici, genetici, ma anche ambientali. Quindi è importante seguire questi ragazzi nella crescita, dai primi segnali di disagio, e supportare le famiglie. Queste persone non possono essere lasciate sole e vanno gestite in rete, e quindi è importante assolutamente avviare e promuovere giornate come quelle di oggi, che servono a sensibilizzare sull'argomento, a conoscere la realtà delle dipendenze e di quali sono i rischi delle dipendenze, e lavorare soprattutto sulla prevenzione e sulla presa in carico globale, che non può essere solo in carico alla famiglia, non può essere solo in carico di uno specialista, ma è necessario un lavoro di rete. Nel 2026 quali sono i risultati? Oggi si stanno veramente verificando tantissimi passi avanti, sia da un punto di vista delle neuroscienze e quindi sulla comprensione degli aspetti neurobiologici legati alla malattia, a questo disturbo che è una malattia del cervello. Quindi quello che è importante e deve essere riportato poi anche a livello della consapevolezza delle persone che non sono i tecnici, quindi non sono i medici che si occupano di queste condizioni. È importante comprendere che va assolutamente cancellato lo stigma. Non è una colpa, non è una responsabilità della singola persona, ma è una condizione e ci sono dei fattori di rischio, e quindi è importante conoscere questa realtà per potersene occupare nella maniera più adeguata. Un importante convegno dibattito oggi alla Fondazione Sciascia di Racalmuto sulle dipendenze alla droga, come fronteggiarle, come combatterle, come supportarle. Sono delle domande complicate che lei mi fa, a cui è difficile rispondere in poche parole. Io lavoro per il Servizio Pubblico delle Dipendenze, sono direttore delle dipendenze della provincia di Siracusa. Quello che consiglio è affidarsi agli esperti in qualche maniera e cercare di capire. Le famiglie devono essere a conoscenza che ci sono delle condizioni che comunque predispongono allo sviluppo delle dipendenze da sostanze, soprattutto in questo momento che in Sicilia e in tutta Italia siamo in presenza di un'epidemia di consumo di crack, ovvero cocaina fumata, che ha un effetto molto veloce e induce una dipendenza rapida e inarrestabile. Per cui essere informati su questo argomento, conoscere bene la correlazione che c'è fra le dipendenze e i disturbi del neurosviluppo, che è l'argomento di cui parleremo assieme alla dottoressa Figura, consente alle famiglie di proteggersi e di fare sì che i propri figli riducano la probabilità di essere affetti da queste problematiche. Sindaco, alla Fondazione Sciascia un importante incontro dibattito sulle dipendenze alla droga, certamente una tematica quanto mai attuale, si cerca di fronteggiarla, di combatterla, alla presenza anche oggi di esperti. Assolutamente sì, e dobbiamo ringraziare anche Gianluca Mattina, che è stato il promotore di questa iniziativa, che noi come amministrazione comunale abbiamo raccolto assolutamente con grande entusiasmo e grande interesse, perché la tematica è di grandissima attualità in tutti i paesi, Racalmuto compresa. Quindi noi un momento di riflessione con degli esperti qui alla Fondazione, alla presenza di tanti giovani, di studenti, delle scuole e dei professori, è certamente un momento importante che può portare non soltanto a una riflessione, ma soprattutto anche a ipotizzare alcune iniziative che noi come amministrazione comunale saremmo ben lieti di accogliere e di sostenere. Siamo qui presenti con gli assessori, siamo qui presenti convinti che la strada da percorrere in un momento così delicato è quella del dialogo, dell'approfondimento, dello studio, delle proposte, perché dobbiamo far sì che i giovani si avvicinino a queste tematiche,
che riflettano su queste tematiche, sui danni che possono causare, per cercare di andare avanti verso una società più inclusiva, più disponibile, più dialogante, perché le tentazioni sono davvero molte. Quindi sentiremo con attenzione anche i relatori che sono degli esperti e siamo pronti ad accettare eventuali proposte ed iniziative.